Approvato oggi in Consiglio regionale il giudizio di meritevolezza per quanto riguarda la fusione tra i comuni di Barbarano e Mossano, due comuni dell'area berica che da tempo già lavoravano assieme con i servizi associati. Diventerà un comune di 6.500 anime che credo dia una consistenza utile per diventare una buona e importante realtà di quell'area. Questo aiuterà sicuramente ad agevolare i servizi al cittadino, ma anche a reperire risorse che sono previste sia dalle leggi regionali sia dalle leggi statali in aiuto a quei comuni che scelgono la via della fusione. Mi auguro che questo porti anche altri comuni nel Vicentino ad adottare questo sistema per aiutare i cittadini nei propri servizi, nei propri bisogni, sempre che siano però supportate da questioni anche legate alla propria storia e alla cultura. Fusioni forzate legate solamente alla ricerca di finanziamenti non sempre funzionano. Oggi è stato votato in Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei presenti il giudizio di meritevolezza in ordine alla fusione di 4 comuni della Bassa Padovana, quindi Emiliadino San Vitale, Emiliadino San Fidenzo, Saletto e Santa Margherita d'Adige. Nel progetto, quindi nel dare avvio al progetto di fusione in un nuovo comune che si chiamerà Quattro Ville. Naturalmente questo comune nascerà successivamente a un referendum vero e proprio che verrà convocato in seno alla popolazione dei comuni interessati e probabilmente sarà convocato entro la fine dell'anno, del corrente anno 2017. Parte già con un favore, diciamo, che è quello che è stato realizzato un sondaggio fra la popolazione dei comuni che ha visto una partecipazione notevole da parte della cittadinanza al presondaggio dei singoli comuni, con una grossa adesione al progetto appunto di fusione. Sarà il 4° comune in ordine di abitanti della Bassa Padovana, il 2° del Montagnanese e il 1° per estensione territoriale con territorio di circa 54 km quadrati. I vantaggi immediati sono quelli di una omogeneizzazione dei servizi, di una riduzione anche eventuale delle imposte locali e anche della possibilità di investire nuove risorse che saranno drenate nel bilancio del nuovo comune da contributi statali e regionali che saranno via via erogati nel corso dei prossimi 10 anni. Fusione di 4 ville, 4 comuni della Bassa Padovana, una buona notizia che dovrà essere poi ratificata dal referendum che probabilmente si svolgerà il domenica 17 dicembre. L'importante è che sia un'ulteriore promozione delle opportunità che ci sono nella Bassa Padovana e che devono essere sicuramente sostenute. Una per tutte il completamento della ASR, della strada regionale 10 da Carcere a Legnago. Dobbiamo dare possibilità di sviluppo, dobbiamo avere un'attenzione particolare a questo territorio perché è un territorio dove la crisi si è fatta sentire più da altre parti e va sicuramente aiutato e sostenuto in particolar modo dalla Regione.